Come ogni anno arrivano le tanto attese vacanze e non vediamo l'ora di staccare la spina. Una cosa però che non dobbiamo dimenticare di fare è quella di andare a donare il sangue. Donare il sangue è uno dei gesti più nobili di solidarietà ed altruismo che abbiamo. Si rafforza così il senso di comunità e chiunque nelle condizioni di salute di poter donare dovrebbe farlo. C'è il famoso motto che dice che con una singola donazione di sangue si possono salvare fino a 3 vite. Infatti gli elementi del sangue vengono separati in globuli rossi, che sono quelli che vengono utilizzati per le trasfusioni in urgenza, negli interventi chirurgici, negli incidenti stradali o anche in chi ha necessità di trasfusioni continue, nelle piastrine, anch'esse molto importanti, ed altra componente importantissima invece è il plasma, dal quale possiamo poi derivare dei farmaci che sono salvavita per tante persone. Il sangue non può essere prodotto artificialmente, quindi dipendiamo totalmente dai donatori di sangue. Fermo restando che il principale motivo per cui si va a donare deve essere quello altruistico, ci sono anche dei benefici per il donatore. Adesso li vediamo. Il primo benessere che è stato dimostrato da diversi studi è il benessere psicologico. Conduciamo una vita stressante e siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che ci faccia stare bene. La donazione del sangue è proprio una di queste. Infatti diversi studi hanno dimostrato che le persone che donano si sentono meglio e sono più altruisti con gli altri. Altro vantaggio è quello di fare dei controlli periodici. Infatti, prima della donazione vengono valutati alcuni parametri, quali la frequenza cardiaca, la pressione e anche alcuni valori ematici. Inoltre, il donatore di sangue è invogliato ad avere uno stile di vita sano, quindi a avere una corretta alimentazione, regolare attività fisica e ad evitare il fumo. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che la donazione del sangue, riducendo la viscosità del sangue stesso e garantendo il turnover di quelle componenti, cioè il ricambio di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, mantenga il nostro sistema emopoietico sempre attivo e ben allenato, e questa cosa può portare ad un vantaggio per il sistema cardiovascolare. C'è da dire che comunque non sono al momento presenti grossi studi che dimostrino questi vantaggi sul sistema cardiovascolare, e il motivo principale per cui si deve andare a donare il sangue è quello di aiutare gli altri. Ma come siamo messi in Italia riguardo l'autosufficienza? Riguardo i globuli rossi, per fortuna siamo autosufficienti, mentre per quanto riguarda il plasma siamo ben lontani dall'autosufficienza. Infatti più o meno il 60% del fabbisogno di plasma viene dato dai donatori italiani, mentre il restante 40% deve essere acquistato sul mercato internazionale, soprattutto dagli Stati Uniti. Non viene acquistato direttamente il plasma, bensì i farmaci derivati dal plasma, quali le immunoglobuline e l'albumina, che sono farmaci salvavita per tante persone affette da malattie neurologiche, oncologiche, reumatologiche e alcune malattie rare. La spesa stimata per acquistare questi farmaci dall'estero è di circa 180 milioni di euro ogni anno. Purtroppo inoltre si sta registrando una diminuzione dei donatori, soprattutto tra i giovani, che sono le persone che solitamente non assumono farmaci e non hanno controindicazioni alla donazione. Quindi l'invito resta sempre lo stesso: se puoi donare, vai a donare. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo per una maggiore diffusione. Seguitemi sui miei canali social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove potrete trovare altri video come questi. Grazie e buona salute a tutti.